Ho deciso di rimanere a Conegliano anche perché ci sono ancora molte cose da fare per la città, c'è un PNRR con 20 milioni da mettere a terra, l'area Zanussi è appena stata acquistata, per cui penso di essere molto più utile qui che a Roma. Ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio comunque anche i giornali, i mass media e tutti coloro che mi hanno intervistato in questi giorni. Penso che il mio posto debba rimanere a Conegliano, anche se l'attenzione nazionale sicuramente è stata una cosa gradita, però ripeto, c'è un tempo per fare ogni cosa. Oggi il mio tempo è qui nella mia città, dove sono stato eletto da pochi mesi e dove intendo proseguire al meglio il mandato che gli elettori mi hanno assegnato. La decisione è stata presa. Fabio Chiesa, dopo aver sconfitto la corazzata leghista alle comunali in ottobre, resta nella sua Conegliano. Ai Colli Romani quindi preferisce quelli del Prosecco e così nelle liste di Forza Italia potrebbero finire altri esponenti del partito. In pole position il primo cittadino di Cessalto, Emanuele Crosato, ma circolano anche i nomi di altri amministratori del territorio: Alessandro Lotto di Sarmede, Deborah Varaschin a Montebelluna, Valentina Pillon a San Biagio, lo stesso Andrea De Checchi, vice sindaco a Treviso. Tra i papabili anche Fabio Maggio, assessore a Pederobba, comune di provenienza di Raffaele Baratto, già sindaco, ex forzista di peso e oggi esponente di Coraggio Italia. Maggio però declina. Ho un impegno con gli elettori che mi hanno consentito da 15 anni a questa parte di fare e di usare il mio tempo per fare la cosa più bella del mondo, che è amministrare il mio piccolo paese, Pederobba, il mio territorio, e cercare di dare qualità della vita a chi lo abita. La partita è aperta anche perché tra alleati di centrodestra non è stata ancora concordata una linea da tenere nella ripartizione dei collegi uninominali, dove ognuno, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, rivendica il proprio peso specifico. Per Treviso e Belluno la convergenza potrebbe arrivare sul nome del sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, coordinatore veneto dei Meloniani. Con il mio fatalismo indotto da questi ultimi 5 anni di legislatura sono assolutamente a disposizione, senza aspettarmi né nulla e né incidere da quale parte andrei. Camera o Senato poco importa, dice De Carlo, quello che conta è che anche Fratelli d'Italia per la formazione delle liste guarda agli amministratori locali. Sicuramente faremo quelle valutazioni sapendo di oggi di avere veramente una classe dirigente anche in provincia di Treviso veramente valida. Coinvolgere i sindaci è la strategia pure della Lega, con la base trevigiana che chiede di portare l'asse al nord, vedi autonomia.